Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione. A tutti voi telespettatori di Antena 3, buona domenica, buon 26 maggio, anche questa mattina, anche oggi, per stare insieme a voi e raccontarvi il territorio, dalla cronaca alla politica, all'economia. Torneremo a parlare del caso Dante, del caso Divina Commedia a Treviso, una vicenda che continua a far discutere, lo farà ancora nei prossimi giorni. Sappiamo che c'è una ispezione disposta dal ministro Valditara, c'è anche una interrogazione parlamentare da parte della Lega e il dibattito che ovviamente resta aperto. Parleremo anche delle parole shock di Luciano Benetton che stanno scuotendo il mondo dell'economia trevigiana e non solo, anche a livello nazionale, poi tanta cronaca. Partiamo però da una notizia che non riguarda il Veneto, almeno apparentemente, diciamo, ha dei risvolti veneti per la provenienza di uno dei protagonisti di questa vicenda, questa terribile vicenda che viene da Palermo e che è la notizia, la prima notizia di tutti i siti e dei media in queste ore già da ieri, cioè la morte avvolta ancora nel mistero dell'architetto Angelo Onorato, palermitano, marito della eurodeputata Francesca Donato, trovato morto appunto ieri nella sua auto, una fascetta stretta al collo. Non si esclude l'ipotesi del suicidio, ma la famiglia di Onorato, la figlia e anche la moglie dell'eurodeputata Donato parlano di omicidio. Ci sono tanti risvolti in queste ore. Onorato avrebbe scritto alla famiglia che stava affrontando un momento difficile e che se gli fosse successo qualcosa si sarebbero dovuti rivolgere all'avvocato che conosce tutta la situazione. Insomma, un dramma che sta scuotendo ed è ancora un giallo a Palermo, e in queste ore si stanno moltiplicando anche dal Veneto messaggi di vicinanza a Francesca Donato, perché Francesca Donato, la 54enne eurodeputata della Democrazia Cristiana, ha vissuto a lungo in Veneto, nata ad Ancona da famiglia veneta, ha frequentato la scuola liceo linguistico Santa Caterina di Siena a Mestre, nel comune di Venezia, ha abitato a lungo a Mogliano Veneto e poi ha studiato giurisprudenza a Padova, a Modena, ma poi ha esercitato la professione di avvocato nei primi anni, tra il 96 e il 99, a Padova, prima di trasferirsi poi a Palermo nel 1999 dal marito Angelo Onorato e iniziare anche la sua carriera politica. E non mancano in queste ore messaggi, anche ad esempio da Mogliano Veneto, messaggi di vicinanza alla eurodeputata Francesca Donato, che appunto si trova in questa situazione drammatica e dice in queste ore: mi hanno ammazzato mio marito. È un giallo in piena regola, una situazione, una vicenda avvolta ancora nel mistero, sulla quale sta indagando la squadra mobile di Palermo. Non è invece avvolta nel mistero, non sono avvolte nel mistero le durissime parole di Luciano Benetton in quella intervista al Corriere della Sera che ha scosso il mondo economico veneto e italiano. Allora ripartiamo da qui con Lucio Zanato. È un vero e proprio terremoto a tutto campo, l'addio amaro al gruppo United Color di Luciano Benetton, perché quell'intervista pubblicata in esclusiva sul Corriere della Sera colpisce un po' tutti i campi, da quello finanziario a quello economico, fino a toccare anche il sociale, legato al futuro dei dipendenti, dei siti produttivi e relative comunità. Tutto in quella sfiducia verso la dirigenza del gruppo e in particolare a quel manager che viene dalla montagna, che nel 2019 diventa amministratore delegato e poi l'anno scorso, dopo aver rassicurato più volte il signor Luciano, presenta d'improvviso un buco di bilancio che lo stesso Benetton definisce nell'intervista drammatico, intorno ai 100 milioni di euro, e che tutto quello che è emerso, che sta emergendo da settembre 23, è una vergogna, uno shock che ci lascia senza fiato. Accusa pesantissima nei confronti della dirigenza che, secondo Maurizio Castro, esperto di crisi aziendali, potrebbe mettere in moto anche la giustizia amministrativa. Il pubblico ministero presso il Tribunale delle Imprese potrebbe avere notizia di una possibile violazione commessa dagli amministratori di quella società, in grave violazione dei loro doveri, tale da meritare una
ispezione giudiziaria. Vorrebbe dire che potrebbe andare in amministrazione giudiziaria la Benetton. Che viene commissariata, potremmo usare questa espressione, la Benetton, in base a quello che leggiamo, articolo 2409 del Codice Civile. Nel frattempo è arrivata la reazione dal quartier generale di Ponzano attraverso l'ANSA, in cui Edizione, socio di riferimento di Benetton Group, ha già annunciato la necessaria discontinuità manageriale della società, che sarà discussa nell'assemblea dei soci fissata per il 18 giugno. Facile pensare che l'attuale amministratore delegato Massimo Renon dovrà farsi da parte dopo aver spiegato come si è arrivati al buco indicato da Luciano Benetton, anche se sempre all'ANSA le fonti interne precisano che si tratta di una perdita significativa rispetto alle previsioni. Infine Edizione, che ha già investito 350 milioni di euro negli ultimi 3 anni per sostenere la società, continuerà a farlo anche per i prossimi anni. Ma oltre alla storia in se stessa, per Maurizio Castro la vicenda Benetton mette in luce per l'ennesima volta la fragilità manageriale delle nostre aziende. Non sarà più come prima, io sono convinto che le conseguenze saranno rilevanti, perché interroga il rapporto tra la proprietà e il management, il modo in cui il management interpreta la propria autonomia, il ruolo di chi fa revisione dei bilanci, il ruolo di chi seleziona, recluta i manager, il ruolo di chi fa vigilanza. Da questo punto di vista tutti sono aspramente, duramente interrogati da questa vicenda. Possiamo dire che dopo il terremoto delle banche venete questo è un altro scossone alla nostra economia? Sì, culturalmente forse persino più insidioso, perché le banche avevano una irriducibile specificità. Qui è proprio il campione stesso dell'impresa privata e quindi il campione stesso dell'identità veneta che viene messo in crisi, e quindi da questo punto di vista può avere socialmente e quasi antropologicamente dei rimbalzi molto più forti di quanto non potremmo immaginare. Ovviamente una notizia che dalle prime ore di ieri ha destato shock e preoccupazione nel paese simbolo Ponzano Veneto, una bomba a orologeria, dice il sindaco che chiede a Luciano Benetton di non abbandonare la nave, lo stesso chiedono i cittadini che dicono non può finire così. Io spero tanto che Benetton si riprenda e si riprenda alla grande, perché un'eventuale chiusura di Benetton vuol dire che il paese qua muore. Una cosa triste per noi, no? Se noi l'abbiamo sempre sopportato, e spero e ci auguro anche che arrivi a un buon punto di poter risolvere tutti i problemi. A Ponzano Veneto l'annunciato addio di Luciano Benetton arriva come un fendente. È sabato e il suo quartier generale è praticamente deserto. La bellezza di Villa Minelli con le sue barchesse e il prato tagliato all'inglese sembrano quasi una beffa. Una fotografia che fa pugni con la realtà raccontata dal patron, anzi dal paron. 100 milioni di euro di buco, un management che lo ha tradito. È stata veramente una cosa abbastanza forte e credo e sono convinta che sia una situazione che va a danno del nostro comune. Dovrebbe ripensarci, esatto, per il bene del nostro comune, del suo paese soprattutto, del suo paese. Già, ripensarci è quello che chiede senza mezzi termini anche il sindaco di Ponzano. Benetton qui non è una semplice azienda, anche se rivoluzionata negli anni, resta la fabbrica paese. Luciano Benetton deve ricordare da dove è nato, cosa ha costruito e soprattutto cosa può lasciare ancora con il suo nome. Adesso la nave comincia a avere difficoltà, io chiedo a lui che un capitano risalga in nave e porti la nave in un porto sicuro. Probabilmente non sarà più la nave di prima, però credo che la storia abbia bisogno anche di una giusta fine. Non abbandonare quindi circa 1100 dipendenti trevigiani, buona parte di Ponzano e comuni limitrofi. La preoccupazione per eventuali ricadute sociali è evidente. Qualsiasi sindaco deve disinnescare qualsiasi problema, questa è una bomba annunciata e la mia paura è che venga affidata una ristrutturazione a persone magari anche capaci, ma che non hanno il cuore di chi è nato nell'azienda ed è nato nel territorio, perché chi ha il cuore mette anche mano al portafoglio diversamente, ecco. E poi lo si evinceva anche da questi servizi il risvolto sociale, la preoccupazione per il futuro dei lavoratori. Non è la prima volta che l'azienda si trova a risanare una perdita di bilancio di oltre 100 milioni come quella
di quest'anno, e a intervenire per appianare i debiti è sempre stato Luciano Benetton, che non ha mai fatto ricadere pesantemente sui lavoratori e sulle lavoratrici il prezzo della crisi. Sono le parole di Gianni Boato, segretario generale Femca Cisl Belluno Treviso, che dice: noi come sindacato di maggioranza, lo vediamo nelle immagini in azienda, tendiamo la mano a Benetton e lo invitiamo a coinvolgere nelle scelte strategiche i lavoratori e il grande know-how presente in azienda a tutti i livelli. Preoccupazione ovviamente anche dalla CGIL, che chiederà un incontro urgente per capire quale sarà il futuro dei lavoratori. Questo per quanto riguarda la situazione Benetton. Oggi torneremo a parlare ovviamente nel nostro telegiornale di quanto sta accadendo, di quello che potrebbe accadere. Intanto, tornando il fenomeno di questi giorni, è un fenomeno ormai di questi anni, ma che in questi giorni ha colpito. Anche ieri è stata una giornata terribile sul fronte del maltempo. A Colbertaldo di Vidor, dopo le piogge di 2 sere fa, un'abitazione allagata, ma non solo. I nostri microfoni, la rassegnazione di una residente che si è trovata a 40 cm d'acqua in casa. E il torrente Teva è esondato per la 6ª volta in 4 anni. C'è rassegnazione mista a disperazione in via delle Grazie 6 a Colbertaldo, frazione di Vidor, dove i residenti di questa zona nuovamente hanno dovuto fronteggiare gli effetti del maltempo. L'acqua in casa per circa 40 cm ieri sera. È intervenuta la protezione civile, avevamo 3 squadre che effettivamente ci hanno dato una grossa mano ieri sera. A preoccupare è il torrente Teva, che si trova a pochi metri dall'abitazione di via delle Grazie. Dopo l'intervento di ieri, oggi erano ancora in corso i lavori di pulizia. Alla domanda su che cosa ci sia da buttare via, la residente risponde senza esitazione. Tutto il piano terra, mobili, armadi, lavatrice, rasaerba, la macchina per fortuna questa volta l'ho salvata, ma le altre 2 volte è andata sotto, perché ormai siamo diventati bravissimi a difenderci da questa calamità, perché ormai non è più un'emergenza, perché 6 volte in 4 anni non è un'emergenza. La richiesta è altrettanto chiara. L'intervento degli enti preposti, in principal modo il Consorzio Piave. Abbiamo per fortuna avuto il sostegno del sindaco Luciano Fregonese di Valdobbiadene e Mario Bailo di Vidor, ma a tutt'oggi non sono stati fatti interventi significativi, quindi non hanno messo in sicurezza il torrente. Per quest'area, tra le splendide colline del Prosecco, è stata una notte di apprensione, soprattutto per le frane. La nuotata è stata molto difficile per il discorso di tanta acqua sulla località del comune di Valdobbiadene e anche comune di Vidor. Penso anche gli altri comuni hanno avuto lo stesso problema. Noi la nostra problematica più grande è quella del discorso delle frane. Distacchi si sono verificati tra Follo e Guia sulla provinciale 152, a Moriago della Battaglia in corrispondenza del torrente Raboso vicino alla zona delle Mogliane e infine piccoli allagamenti nella zona di Montebelluna e Conegliano. Questo accadeva nella Marca nelle scorse ore, ma sono stati momenti difficili di nuovo nel Vicentino. Vediamo. Meteo impazzito questa volta nel Basso Vicentino. Ad Agugliaro un'improvvisa grandinata nel primo mattino ha coperto di una coltre bianca di oltre 20 cm l'intero territorio comunale. Chicchi grossi circa 1 centimetro, ma in una quantità tale mai vista a memoria d'uomo. Tutti i 1400 abitanti sono rimasti bloccati dall'acqua che, non potendo più drenare, ha allagato l'intero paese. Una precipitazione concentrata circa in un'ora, paradossalmente poi è spuntato pure il sole ad illuminare l'attività di una trentina di uomini della protezione civile e 4 squadre dei vigili del fuoco arrivati con 20 operatori. La situazione è critica, cioè c'è parecchia ancora grandine, per fortuna di piccole dimensioni, e le caditoie sono coperte appunto dalla grandine. Stiamo tentando di aprirle in modo che possa defluire l'acqua. I corsi d'acqua hanno difficoltà anche quelli, perché la quantità d'acqua caduta è stata enorme. Mi sono alzato stamattina alle 7, c'era il sole e ho detto guarda che bella giornata che si presenta. Dopo mezz'ora la fine del mondo. Alle 8:10 abbiamo guardato sotto lo scantinato e abbiamo visto un po' di acqua.
E allora sono corso a portare fuori le macchine, perché avevo 2 macchine interne, e appena portate fuori le macchine è partito tutto, perché si è riempito di 50 centimetri. I vigili del fuoco sono arrivati, i portoni del garage rotto e dentro bisogna vedere ancora perché sarà tutto sotto acqua. Il garage allora? Il garage, perché non si può entrare. Sono macchine dentro? Ci sono anche macchine, per fortuna io sono appena arrivato, ho tirato fuori prima. Tutti hanno avuto danni, tutti sono andati sotto acqua e c'è una cosa mostruosa. Io guarda, ho 73 anni, una cosa così sinceramente non l'ho mai vista. Ero qui fuori che stavo guardando, cioè, la gravità, in 10 minuti ho visto che scendeva la tempesta e ha sfondato proprio il garage. Una forza incredibile. Non mai visto una cosa mai. Così? No, 10 giorni fa siamo stati svegli 7 ore alla notte perché purtroppo abbiamo chiamato anche i soccorsi, non c'erano perché purtroppo c'era altri paesi che avevano problemi. Ci siamo arrangiati, ma abbiamo fatto 7 ore con le nostre pompe. Adesso ne abbiamo acquistate un'altra. Noi come protezione civile avevamo i compiti di garantire la sicurezza e servizi alla dunata, non abbiamo fatto neanche in tempo a finire, siamo intervenuti a Isole Vicentina subito e adesso qua a Gugliaro speriamo che vada finendo perché ormai non ce la facciamo più. E quel maltempo che avete visto nel servizio di Daniele Garbin che ha colpito ieri mattina a Gugliaro ha colpito anche Albettone e Poiana Maggiore. Si è formato un violento sistema temporalesco nella bassa veronese per poi trasferirsi nel montagnanese dove anche lì ha prodotto parecchia grandine e parecchia acqua per poi arrivare, spostarsi più a nord-est colpendo il comune qui di Agugliaro, soprattutto la parte centrale di Agugliaro dove ha provocato, come abbiamo visto, un'eccezionale grandinata di circa 20 centimetri. Dunque è un evento veramente importante e ovviamente dobbiamo aspettarcene sempre di più a causa, come avevamo ribadito anche qualche settimana fa, dei cambiamenti climatici, sul riscaldamento globale abbiamo sempre più questi eventi estremi. Eventi estremi che questa mattina hanno fatto tornare l'inverno anche nei comuni di Albettone e Poiana Maggiore, dove è stata interrotta l'elettricità e dove si è immediatamente riaperto il COC per gestire l'emergenza. A Poiana sott'acqua sono finite via Colombara, Ponte Novo e via Ponticelli. Ancora una mazzata per l'agricoltura che si aggiunge ad una situazione già critica secondo Coldiretti, che stima questa mattina una precipitazione media di 60 mm in 10 minuti nella zona dalla bassa veronese e vicentina fino a quella di Rovigo. A rischio le colture erbacee, tabacco, mais e pomodoro. Ad Albettone colpita la frazione di Lovertino. Siamo stati più fortunati nonostante anche nella frazione di Lovertino ci siano stati degli episodi collegati anche lì alla grandine, quindi la grandine aveva ostruito sostanzialmente tutte le possibilità di scolo dell'acqua. Fortunatamente con alcuni interventi mirati anche dei vigili del fuoco siamo riusciti comunque a far sì che la situazione nel giro di poco ritornasse alla normalità. Però vedendo le scene di Agugliaro, massima solidarietà ai nostri amici perché insomma stiamo a pochi chilometri, quindi sono amici, anche al collega sindaco Massimo Borghettini perché immagino quanto difficile sia. Poteva prevenire in qualche modo avvisare per tempo i cittadini? Allora, avvisare per tempo è difficile, magari con 10-15 minuti di preavviso, anche 20 minuti potevamo sapere la traiettoria del temporale, però non potevamo sapere l'entità della grandinata, cioè quello è difficile da prevedere, una grandinata di queste proporzioni. Immagini davvero impressionanti e chiudiamo allora la pagina sulla mattinata di Tregenda ieri tra il Vicentino e il Padovano perché poi le grandine ha colpito anche la bassa padovana. Sempre montagnana, grandine anche. Pioggia forte, grandine e abbassamento delle temperature nella prima parte della giornata di oggi nella bassa padovana, come vedete dalle immagini di Luca Tecchiato. A Montagnana la situazione è più difficile, con grandine e molta acqua caduta in pochissimi minuti, tanto che sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e difficoltà viarie. La grandine ha causato anche numerosi danni alle coltivazioni che saranno quantificati nei prossimi giorni. Situazione complicata anche a Este e Monselice, con numerose chiamate di soccorso ai pompieri
per allagamenti dovuti alla grande quantità di pioggia caduta in poco tempo. Poi, in poche ore, la situazione si è risolta. A Saonara, invece, paura per un fulmine che ha colpito una trifamiliare. In casa in quel momento non c'era nessuno. I vicini sono stati spaventati da un botto, dal fumo uscito dall'abitazione e da un principio di incendio. Nessun ferito e danni limitati all'impianto elettrico. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno rapidamente messo in sicurezza l'abitazione, mentre anche alcune case vicine hanno avuto disagi per i guasti all'impianto elettrico. Questo è il maltempo, torniamo con la cronaca nella Marca trevigiana con l'operazione antidroga dei carabinieri di Castelfranco che hanno sequestrato quasi 1 chilo di chetamina, potente allucinogeno usato tra i più giovani soprattutto in occasione di feste e rave party. Si tratta di un allucinogeno che è difficile da reperire e che viene utilizzato principalmente come droga da sballo nell'ambito del divertimento, che sia esso discoteche o rave party. La sostanza in questione è chetamina, quasi 1 chilo, quella sequestrata dai carabinieri di Castelfranco durante un'operazione contro lo spaccio. La pattuglia in servizio giovedì sera ha colto in flagrante 2 pusher, un 25enne e un 29enne, entrambi con precedenti, nel momento in cui il primo cedeva all'altro una 50 di grammi di chetamina nel parcheggio delle scuole medie di Castelfranco. In una successiva perquisizione i militari hanno scoperto nella casa del più giovane dei due un consistente quantitativo di droga, in parte nascosto nel garage e nel sottoscala. 207 pastiglie di ecstasy, una 70 di grammi di marijuana, quasi 400 grammi di hash e 900 grammi di chetamina. Abbiamo fatto il conto e la droga spacciata avrebbe avuto un valore di circa 180.000 euro per 4.500 dosi. Recuperato anche denaro contante. 900 euro, di cui 640 provento dello spaccio al dettaglio dei 50 grammi che ci hanno fatto intervenire. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la chetamina in polvere veniva lavorata nella cucina dell'abitazione e cristallizzata. Nella casa recuperati anche un bilancino e materiale per il confezionamento. Per i 2 giovani è scattato l'arresto, convalidato per entrambi nell'udienza di questa mattina. Nei confronti del 29enne è stato disposto l'obbligo di firma, mentre arresti domiciliari per il 25enne. Le indagini ora vanno avanti, anche con l'analisi dei 2 telefoni cellulari, per risalire al fornitore dell'ingente quantitativo di droga. La cronaca ci porta nel Vicentino, ancora un episodio di violenza nel carcere San Pio X del capoluogo berico, lo denuncia l'ULSP, l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Ancora violenza in carcere, ancora un detenuto che manda all'ospedale gli agenti di polizia penitenziaria. Al San Pio X di Vicenza l'ultima aggressione vede protagonista un detenuto straniero di difficile adattamento, arrivato alcuni mesi fa da un'altra casa circondariale dove avrebbe già compiuto gesti simili. Nel campo sportivo il detenuto spintona violentemente l'addetto alla vigilanza, facendolo cadere. L'agente ha riportato la frattura della mano. Il detenuto però a quel punto non si è fermato e ha colpito con un pugno alla tempia un altro poliziotto, procurandogli un trauma cranico. I 2 agenti sono finiti così all'ospedale. Dall'inizio dell'anno le aggressioni ai danni del personale della Polizia Penitenziaria di Vicenza sono 13, fa sapere l'USP, l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, che sottolinea che nella casa circondariale berica c'è un sovraffollamento di detenuti per il 140%. L'USP chiede al governo soluzioni utili a garantire l'incolumità dei poliziotti penitenziari che, denuncia il sindacato, subiscono ingiurie, aggressioni e lesioni, in alcuni casi permanenti. Di nuovo nella Marca per parlare di braccialetto elettronico a un protagonista di stalker, o meglio una protagonista, perché questa volta non è l'uomo a perseguitare la donna, ma è esattamente il contrario. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico, provvedimenti presi non a carico di un uomo questa volta ma di una donna, una 35enne trevigiana accusata di stalking nei confronti del suo ex 50enne, anche lui di Treviso. La squadra mobile ha condotto un'articolata indagine a carico della donna, appurando che dall'estate del 2023 avrebbe iniziato a perseguitare l'ex danneggiandogli la macchina, la cassetta della posta, molestandolo telefonicamente e lasciando biglietti anonimi fuori dalla sua abitazione. A quanto pare la giovane non aveva accettato la separazione dall'uomo che all'epoca dei fatti era impegnato con un'altra persona, e se all'inizio aveva compiuto solo atti dimostrativi, era arrivata poi a vere e proprie minacce, tanto da spingere il 50enne a rivolgersi alla polizia. Da qui i provvedimenti presi, con tanto di braccialetto elettronico che segnalerà eventuali tentativi di avvicinamento all'ex.
A Venezia adesso, per tornare a parlare dei no grandi navi che sono tornati a manifestare ieri a Venezia. Non ci possiamo fermare, è solo una questione che non posso neanche Motoscafi di polizia, polizia locale, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera. Il corteo acqueo dei no grandi navi, partito dalle Zattere, è bloccato a poche centinaia di metri dalle banchine in cui a Fusina ormeggiano le navi da crociera. Qui si sarebbe dovuto congiungere con una seconda manifestazione partita dalla terraferma, di cui in lontananza si intravede uno striscione. Fuori le navi dalla laguna! Fuori le navi! Poche ore prima, sotto una pioggia ancora battente, gli attivisti si ritrovavano alle Zattere. La manifestazione era già stata rimandata una volta per maltempo. Oggi le nuvole si sono diradate poco dopo l'arrivo delle prime persone. È vero che le grandi navi non possono più passare per il canale della Giudecca e il bacino di San Marco, ma all'orizzonte ci sono altri piani ed è questo il motivo della contestazione. Il governo, la regione, ma soprattutto l'autorità portuale stanno facendo di tutto per devastare la laguna pur di far tornare le grandi navi. Il progetto è quello di Malamocco Marghera e poi dello scavo di Vittorio Emanuele per farle tornare addirittura dentro la marittima. Questo vorrebbe dire gigantismo navale di ultimo livello, quindi le navi enormi, quelle che Venezia e l'Italia non hanno mai conosciuto. Vuol dire scavare fanghi tossici dannosi per noi e per l'ambiente lagunare. Vuol dire pericolo, perché i venti forti potrebbero far sbandare le navi direttamente sull'area industriale di Marghera. 3 barche unite assieme con le sembianze di un pesce arrivano alle Zattere. È il segnale che il corteo acqueo è pronto a partire. Tommaso Cacciari, esponente storico dei no grandi navi, annuncia che il porto ha anticipato la partenza di una nave. Doveva partire alle 4, è partita alle 2 per evitare la manifestazione. C'è una Costa Crociera che invece non è riuscita ad anticipare la partenza e quindi tra poco partiamo e andiamo a contestare la seconda nave. Il corteo parte alla volta di Fusina, dove poi avrà anche l'occasione di contestare una nave da crociera di passaggio. Il segnale di un deciso dissenso è stato lanciato. Oltretutto, Venezia, sostengono dal comitato, non ha bisogno delle navi da crociera nemmeno dal punto di vista economico. Ormai da qualche anno la crocieristica è ferma. Non mi sembra che in questa città il turismo sia sceso, non mi sembra che l'economia sia andata in crisi, non mi sembra che stiamo vivendo una carestia, mi sembra che anzi la città continui a vivere il problema della monocultura turistica a fronte di una città che si spopola a causa del turismo. Ci servono le navi? Ci serve 1,5 milioni di turisti in più all'anno? Noi pensiamo di no. E non c'erano solo i non navi ieri a manifestare, anche molti cittadini veneziani. Sono qui oggi perché ancora una volta vogliamo ribadire fortemente la nostra contrarietà all'ingresso delle grandi navi da crociera nel delicato equilibrio della laguna, già compromessa, no, per i cambiamenti climatici, per gli scavi. Noi non vogliamo assolutamente che questo disastro continui ad avere luogo. Siamo qui per difendere la nostra città e lo faremo fino alla fine. C'è questa attenzione alla fragilità di Venezia? Da parte dei veneziani sì, c'è questa attenzione e siamo molto preoccupati perché è difficile essere presenti e attenti a questa cosa, però c'è, la viviamo tutti i giorni. Sono contro le grandi navi, penso il progetto di fare il canale e anche di fare l'approdo attivo ancora una volta è veramente pazzesca. Per me non è possibile di andare come questo. Perché qui oggi? Perché concordiamo con la battaglia per le navi fuori dalla laguna, grandi navi fuori dalla laguna. Per quale motivo? Perché squilibra sia la laguna sia la città, con la presenza da un lato della mole enorme delle grandi navi che hanno effetti negativi sull'ecosistema lagunare e poi sulla presenza costante di questi turisti che una presenza massiccia che squilibra la città. Ho sempre seguito la vicenda del combinato no navi, ho esultato per la grande vittoria che non è definitiva appunto, per cui credo che sia giusto insomma continuare questa battaglia.
E c'è un altro tema caldo, caldissimo a Venezia da tempo, quello dei borseggiatori e delle borseggiatrici, pickpocket. Ebbene, ieri c'è stata una protesta messa in atto da Monica Poli, storica esponente del gruppo che si oppone ai borseggiatori, insieme ai cittadini non distratti. La protesta con i volti di borseggiatori e borseggiatrici esposti alle porte di Venezia. Attenzione borseggiatori! Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatori! Attenzione pickpocket! Allarme a Venezia! Eccoli, i volti dei presunti borseggiatori più attivi a Venezia che il Comitato dei cittadini non distratti insieme a Monica Poli, Lady Pickpocket, ha voluto esporre su 5 metri di cartellone alle porte della stazione dei treni, luogo per loro di maggiore azione, in modo che chiunque passi possa riconoscerli e salvaguardarsi. Qui se ne vedono circa 90, ma, dicono i membri del Comitato, sono molti di più e denunciano sempre più bambini. Venezia è sotto assedio, abbiamo decine e decine di borseggiatori e abbiamo decine e decine di bambine minorenni, addirittura bambine di 10 anni costrette a rubare. Non si può più andare avanti così. Dove sono i servizi sociali per queste bambine? Abbiamo una bambina che avrà 9 anni. Stanno sfidando lo Stato italiano. Non ci sono le leggi. È una vergogna. Le forze dell'ordine hanno le mani legate. Il messaggio ancora una volta va al governo. Il ministro Nordio deve assolutamente intervenire e porre fine a questo scempio che rovina l'immagine di Venezia e anche di tutta l'Italia, perché siamo veramente invasi da delinquenti. È una piaga sociale che riguarda turisti, residenti veneziani e anche disabili, che sono vittime di questi borseggiatori che non hanno proprio veramente un minimo di cuore. La protesta ha attirato anche le polemiche di alcuni passanti contrari alla scelta del comitato di mostrare i volti dei presunti borseggiatori identificati dal gruppo, ma loro spiegano. Li vediamo tutti i giorni, no, ci ridono in faccia, ci danno del pedofilo, ci offendono, adesso sono diventati anche molto aggressivi. Ecco, cosa possiamo fare? Adesso facciamo una manifestazione in modo che il problema venga a galla. La scorsa settimana a subire un'aggressione che l'ha portata in ospedale è stata la spagnola Eliana Guerrero della pattuglia cittadina di Barcellona, un comitato di residenti simile a quello veneziano. Ai cittadini non interessa se le carceri sono piene, si costruiscono. Perché il problema sta tutto che le carceri sono piene. L'Europa ci ha imposto il 25% dei processi, ma dove stiamo arrivando? Noi paghiamo le tasse, pretendiamo la sicurezza e i turisti che vengono in Italia e spendono i soldi pretendono la sicurezza anche loro. Intanto venerdì è stato arrestato un giovane magrebino dopo il 4º borseggio compiuto a bordo dei treni a danno dei turisti. La polizia ferroviaria era sulle sue tracce da tempo e grazie alla verifica dei documenti con cui girava risultati falsi è stato bloccato. La convalida dell'arresto ha poi portato a una condanna a 1 anno e 2 mesi, pena sospesa. E poi a proposito di turisti c'è il tema del contributo d'accesso, è iniziato ormai da un mese l'esperimento e continua a trovare proteste come quella di ieri mattina con alcuni cittadini che hanno tentato invano di farsi multare. Sento il dovere di disobbedire a una norma illegittima, anticostituzionale, che è contraria alla dignità dei cittadini, ma che apre la porta all'acquisto dei diritti, che è una cosa inaccettabile. I nostri diritti noi non li compriamo e questo è nel quadro di un sistema di sorveglianza e controllo globale che non intendiamo accettare, che è fuori legge, che è fuori veramente dalla grazia di Dio. Una trentina di persone hanno appoggiato la protesta del professor Tutino arrivato da Roma per portare di fronte ai giudici la questione del ticket d'ingresso e della sorveglianza globale. Ha cercato in ogni modo di farsi multare dagli agenti della polizia locale, dai sorveglianti e dai poliziotti, senza però riuscirci. Esiste un sistema di controllo e sorveglianza che è correlato a questo tipo di provvedimenti, che è totalmente illegale, tant'è che non riusciamo a farci fare la multa. Giorni fa un sondaggio ha rivelato come la maggior parte dei residenti non sia d'accordo con questo provvedimento. Abbiamo fatto un sondaggio scientifico con Demetra, il 90% della popolazione di Venezia è contraria a questo sistema umiliante, il 90%. Non serve a ridurre il turismo e serve
serve soltanto a umiliare la popolazione. E questo regolamento è figlio della Smart Control Room, ovvero un cervello digitale che sorveglia la città con 700 telecamere, con l'aggancio alle nostre celle telefoniche, per cui veniamo seguiti ogni quarto d'ora, è nota la nostra posizione. Dopo svariati tentativi, Tutino alla fine è andato in questura ad autodenunciarsi e a denunciare agenti e vigili per omissione di atti d'ufficio. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Io insieme agli altri colleghi parlamentari presenteremo un'interrogazione parlamentare sul punto per fare piena chiarezza e per comprendere le motivazioni di questa scelta. Arriverà dunque anche in Parlamento la vicenda che ha scosso e indignato i cittadini e la politica sull'esonero dello studio della Divina Commedia a 2 studenti di religione non cristiana da parte di una professoressa di una scuola media del Trevigiano. Il tema ancora scotta e la presidente della società Alighieri invita a riflettere e a studiare il testo. Se è vero che Dante colloca Maometto tra coloro che seminano discordia, questo non significa che il poeta avesse una visione negativa dell'Islam. Nello stesso inferno, nel limbo, colloca addirittura insieme con filosofi e storici del passato anche Avicenna, Averroè e addirittura Saladino, considerandolo un grandissimo generale. E Saladino è il generale che ha occupato Gerusalemme, per cui che però non ha distrutto il Tempio, ma lo ha lasciato rispettando la religione cristiana. E addirittura poi si dice che si pensa che ci siano delle affinità tra la Divina Commedia e il Corano. Affinità che sono da ricercare in un libro storico in cui si racconta che Maometto sia salito al cielo con un cavallo e poi ridisceso perché Allah gli abbia dato l'incarico di diffondere la buona novella. Può essere l'ispirazione presa da Dante, quindi anche Dante arriva al cielo, addirittura cita anche Maometto e l'Islam nel paradiso e poi ritorna e attraversa l'inferno. Quindi voler dire che Dante ce l'aveva con l'Islam, che ha distrutto Maometto, è un voler strumentalizzare Dante e d'altra parte, da parte di chi non accetta Dante come testo perché è contrario alla propria religione, c'è un errore di fondo perché non conosce e non ha approfondito questo testo. Siamo di nuovo in diretta ed torniamo a parlare del caso che abbiamo sollevato proprio come Antenna 3, il caso della scuola media di Treviso. Lo avete visto e sentito in questi giorni. Ripartiamo da qui anche con il nostro ospite. Torna a trovarci Mirko Casteller. Buona domenica. Buona domenica anche a tutti voi, grazie. Psicologo e psicoterapeuta che tutti conoscete. Allora, prima di entrare nel dibattito con lui, vediamo anche un altro servizio, perché ha parlato anche in questi giorni padre Oliviero Svanera, che è il superiore del convento francescano di Treviso. Sentite cosa ha detto a Lucio Zanato. È nella chiesa che custodisce le spoglie mortali di Pietro, figlio di Dante Alighieri, che incontriamo il padre guardiano del convento di San Francesco a Treviso. Perché i francescani sono un ordine che da sempre cerca il dialogo con le altre religioni e in particolare con l'Islam, anche su basi diverse alla Bibbia. Ecco perché secondo Svanera il caso degli studenti esonerati dallo studio della Divina Commedia perché di altre religioni è più un'incomprensione che una scelta ben precisa. Da parte forse del docente il desiderio di venire incontro a chi poteva trovarsi in difficoltà sapendo che la Divina Commedia ha certi contenuti, ma con questo credo che si tratti di uno sviluppo culturale che una scuola è tenuta a portare avanti. Ma per padre Oliviero dialogare non significa subire, ma credere che diffondere la conoscenza apra e non chiuda il dialogo verso le altre religioni. Se ti inserisci in un contesto che è quello di una cultura cristiana, come il nostro contesto italiano, si tratta di far tesoro e anche di conoscere questa cultura. Quindi i presupposti io credo che siano quelli veramente di un'attenzione alla conoscenza di un luogo, di una tradizione, di una storia dove io mi inserisco, quindi innanzitutto poi di un rispetto che ci deve essere nei confronti della cultura che io abbraccio. Allora, così padre Svanera, Casteller, sappiamo che ci sarà un'ispezione annunciata dal ministro Valditara.
in questi giorni. Lei che idea si è fatto leggendo in questi giorni di questa vicenda che davvero è rimbalzata dappertutto? Beh, allora è un tema molto delicato che prevede un confronto che sfoci un dialogo interreligioso. I francescani hanno una visione ecumenica del dialogo interreligioso. A Venezia esiste un convento che è San Francesco della Vigna, dove esiste una delle biblioteche storiche del dialogo interreligioso, vengono ospitati rappresentanti di varie religioni e su questo vengono formati all'integrazione. Però il tema religioso non mi compete, io sono un psicologo clinico, psicoterapeuta. Io ho la sensazione che ci sia un tema letterario da un lato, ma di paura anche. Nel senso che quando un docente si sente di dover interrompere il percorso educativo dei propri studenti e formativo all'altare di una riflessione che è religiosa, ma spesso è in alcuni momenti di carattere ideologico, significa che ha paura. Significa che teme il giudizio, significa che si è trovato probabilmente solo, senza protocolli da dover applicare e ha deciso di fermare quel percorso. E io penso che in questo noi dovremmo aiutare questi docenti. Perché? Perché bloccare la formazione o l'educazione su Dante è un poeta italiano, è il padre della lingua italiana. L'Italia è uno Stato costituzionalmente laico, non ha orientamento o vincolo religioso, pur ospitando la presenza della Santa Sede in Italia, ma l'ha messo per Costituzione i padri costituenti. Però è difficile parlare di integrazione senza conoscere i fondamentali della lingua italiana. È come, faccio un esempio, che io andassi nei paesi arabi e non conoscessi il premio Nobel per la lettura araba del 1988, Mayuz. Come faccio io ad andare in quei paesi e rinnegare lo studio di quel premio Nobel? Non riuscirei a conoscerne le origini, quindi non è un tema di Bibbia e Corano, è un tema di conoscenza di quei luoghi più su un piano culturale che religioso. Lei ha parlato di paura, allora qui vorrei proprio arrivare, al di là della questione religiosa, che bene comunque è stata spiegata anche dagli esperti, insomma è un testo del 1200, la Divina Commedia, quindi va contestualizzato in quel periodo, poi uno potrebbe anche non essere d'accordo con Maometto all'inferno, ma è un testo... quante volte non siamo d'accordo magari con dei testi che conosciamo, ma sono dei testi base della letteratura. Non ha senso e non deve succedere che un libro venga messo all'indice per questo, così come appunto non vengono messi all'indice anche i fatti più terribili della storia, non vengono censurati perché non è giusto censurarli, bisogna conoscere e non censurare. Lei parla di paura. Allora, allarghiamo un po' il discorso partendo da questa vicenda. Può essere appunto che ci sia stato un timore di reazioni da parte del docente e questo apre un altro fronte. La situazione dei docenti oggi, leggevo un'intervista oggi su un quotidiano con i presidi che dicono non riusciamo più a lavorare in questo clima anche di cancel culture, come si suol dire, la cultura un po' della cancellazione di alcuni personaggi, di alcuni eventi o di politically correct. I docenti si trovano spesso soli, è così secondo lei? E sono fortemente soli davanti a un fenomeno e non hanno probabilmente in alcuni momenti strumenti sufficienti per poterlo affrontare. La fobia religiosa, che è un fenomeno in espansione soprattutto nei paesi occidentali, parlo dell'Europa principalmente, che è un paese storico, dove la presenza di una colonizzazione religiosa, non di carattere islamico, io parlo proprio trasversalmente, richiede prospettive completamente nuove e questi docenti sono soli davanti alla paura ed è una fobia, non è una paura. Attenzione, perché la paura è fonte di stimolo molto diretto, l'Islam crea paura. Bene, oggi siamo in presenza di fobie, cioè non sappiamo da dove arriva questo giudizio nei confronti dei nostri docenti e quindi il docente a quel punto deve prendere delle decisioni e quasi sempre la decisione che prende scontenta qualcuno.
e quindi si trova solo davanti questi fenomeni. Io penso che questi siano dei fenomeni che cresceranno in modo esponenziale. Perché? Perché l'Italia è stato un paese che per anni ha visto la maggioranza della presenza cattolica all'interno del cristianesimo, quindi del cattolicesimo, protestantesimo e ortodossia come grande casa. Però oggi la presenza di altre religioni stanno spostando i ritmi della società contemporanea e questi ritmi che si stanno evolvendo richiedono forme di integrazione da parte di tutti, quindi indipendentemente dall'appartenenza religiosa, perché altrimenti non si può parlare di integrazione, ma si parla di imporre delle linee a seconda dell'ideologia di provenienza. Perché la religione non è, qualsiasi essa sia, non è ideologia? Semplicemente perché l'ideologia interpreta in modo unilaterale una persona, una parte, quelli che sono i fenomeni. La religione vive di fede, la fede è soggettiva, la fede è all'interno di un contenitore, ma ognuno di noi ha fede verso una religione, verso il Dio. Il tipo di Dio ne possiamo discutere, io sono cristiano, sono cattolico, però il dialogo interreligioso, e i francescani ne sono maestri, è uno degli elementi fondamentali. In questo contesto, se mi permettete, la professoressa, mi sembra sia una professoressa, sì. Ha interpretato chiaramente i fondamentali della religione cattolica, cioè il dono, cioè l'accoglienza, cioè il cercare di capire la diversità nell'altro. E quindi si è fermata e in qualche modo ha preso una decisione, perché è una persona sola davanti alla propria paura e probabilmente nei fondamentali della sua religione ha trovato degli elementi sui quali prendere delle decisioni. In qualche modo assolve questa professoressa? Io assolutamente sì. Io assolvo questa professoressa perché si è trovata a dover prendere una decisione in solitudine davanti dei fenomeni come può essere la paura, ma contemporaneamente i suoi valori, i suoi principi. Quindi per me la professoressa ha fatto una scelta che è una scelta sicuramente soggettiva, ma che nasce da un'oggettività dei suoi valori e dei suoi principi. Non si voleva che una professoressa si esponesse a fare tali scelte, si applica un protocollo nazionale ben definito nelle scuole di integrazione culturale e religiosa, dando a lei le risposte che dovrebbe dare. Allora, a proposito di, poi la questione non riguarda solo la religione, perché il politically correct, diciamo, ormai abbraccia tante questioni. Restando ai docenti, nella sua attività in questi anni, abbiamo raccontato tante volte i docenti in difficoltà spesso con i genitori, il disagio è cresciuto? Sì, il disagio è cresciuto tra i giovani, quindi i docenti maneggiano della materia prima, che è una materia prima che non si ferma nel presente, ma di fatto sta nella realtà. Quindi vuol dire che va oltre il tempo del presente, va nel futuro e loro seminano nel futuro. I docenti oggi si trovano a dover applicare la formazione e spesso si trovano vincolati sul tema dell'educazione. Teniamo le due cose fortemente distinti. La formazione viene valutata attraverso un percorso di apprendimento. L'educazione prevede ingredienti sociali, ingredienti di rispetto, ingredienti di morale, ingredienti di valore. E in questo spesso questi docenti, ai quali va spezzata veramente una lancia di pregio, si trovano in situazioni di grosse difficoltà. Ad esempio l'aumento esponenziale del gioco della vita, io lo definisco, dell'abbracciare il rischio da parte di questi giovani con atti estremi, e loro spesso sono i primi recettori di questo disagio. Quali strumenti hanno? Quali capacità formative possono mettere in campo per cercare di orientare questi giovani in una fase storica dove anche noi professionisti, che lo facciamo di professione, li vediamo costantemente, ci troviamo a non riuscire a interpretare quelli che sono i fenomeni del disagio, ma soprattutto non riusciamo a interpretare quelli che sono i sintomi di questo disagio. Quindi io penso che sarà necessario in futuro, ad esempio si parla molto dello psicologo di base, va bene,
individuare figure che siano nel territorio a supporto di quelle che sono figure come i docenti e eventualmente la situazione sanitaria, perché ricordiamoci che nel medico di base, i dati sono ufficiali, il 70% degli accessi sono per problematiche di carattere psicologico e quindi creano saturazione a quello che poi è il processo medico naturale, quindi io penso che sarà necessario dare un maggior supporto a loro. Ecco, lei ha anticipato la mia domanda. Nella mia ingenuità pensavo che da qualche parte ci fosse già lo psicologo, in qualche scuola almeno, psicologi per i docenti, invece non è una stazione istituzionalizzata, non è un sistema. Allora, esistono delle regioni in Italia che hanno istituito il psicologo di base, sono 6 le regioni, c'è un provvedimento nazionale, probabilmente in futuro si esporrà anche nella regione Veneto e altre regioni d'Italia, però quello che io noto sia in terapia sia facendo i vari interventi con le istituzioni, i comuni, con le scuole nel territorio, noto una solitudine. Perché? Perché i colleghi istituzionalizzati spesso non riescono a coprire, in quanto numero limitato, un fenomeno così ampio. Cioè la figura è una figura che è necessaria e integrazione. In passato che cosa succedeva, se mi permette? La presenza radicale di un tessuto anche religioso da parte della Chiesa con gli oratori, oggi si ha la sensazione che si sia fortemente ridimensionato, non tanto negli elementi quantitativi, perché le chiese, gli oratori ci sono, ma nel rispetto e nella credibilità e nella frequenza da parte della società. Quindi se si può avere un'integrazione, io penso sia vantaggioso anche per questi docenti e per le famiglie, soprattutto che si trovano sole. Ne hanno più bisogno i ragazzi o i docenti, secondo lei? Tutte e due? Secondo me ne hanno più bisogno i genitori. Ecco. Mettiamoli in mezzo, perché il genitore spesso si presenta come un avvocato del figlio, il genitore in passato era un amico del figlio, oggi si parla del fenomeno della fratellanza genitoriale, cioè che il genitore è uguale al figlio anche o alla figlia fisicamente, quasi un rincorrere, un edonismo, un io, un fattore estetico più importante del fattore del contenuto. Penso sia necessario che ognuno abbia il proprio ruolo. Il figlio fa il figlio, il genitore deve assumersi, ahimè, la scelta di fare il padre e la madre e soprattutto lasciare che i docenti facciano il loro ruolo di educatori, perché la formazione, se mi permette, la possiamo in futuro delegare all'intelligenza artificiale. Le informazioni che avremo nell'intelligenza artificiale sono inimmaginabili, non abbiamo nemmeno più necessità di memorizzarle, però l'educazione è fatta di valori, di principi e di morale. La capacità dell'uomo neurologicamente di memorizzare permette di avere risorse nei momenti di difficoltà. Se uno non ha una propria storia nella società, quando avrà problemi di salute, non ha risorse interne per poter far fronte e non la può delegare alla rete o all'intelligenza artificiale. Quindi il consiglio che si può dare ai docenti è meno formazione, anche se necessaria, ma molto più educazione sugli elementi fondamentali della vita. A proposito allora di ragazzi, vediamo questo servizio, c'è stato un altro caso di cronaca in centro a Treviso, un 17enne aggredito e minacciato da 6 ragazzini che gli hanno portato via il portafoglio, successo ieri pomeriggio. Accerchiato da 6 ragazzini, spintonato, minacciato e infine rapinato del portafoglio. Vittima un 17enne. Il tutto accade ieri pomeriggio intorno alle 15, quando lo studente è in centro a Treviso con un amico nella zona tra via Gabriele D'Annunzio e piazza Pio X. Sta acquistando da un distributore automatico del liquido per la sigaretta elettronica quando viene avvicinato da un giovane che inizialmente gli chiede in prestito la tessera appena utilizzata nella macchinetta self-service. Lo studente però si rifiuta di cederla e inizia ad allontanarsi verso via Isola di Mezzo. A quel punto il ragazzo viene raggiunto da altri 5 amici, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni, che allontanano l'altro studente minacciandolo e portandogli via una bibita e i popcorn che aveva in mano. Rivolgono poi l'attenzione verso il 17enne che viene circondato. Prima arrivano gli spintoni sempre più forti, poi le minacce. Uno di loro estrae un tirapugni per intimidirlo ulteriormente. La vittima allora offre al gruppo qualche moneta nel tentativo di convincerli a lasciarlo stare, ma quando gli aggressori vedono che nel portafoglio c'è altro denaro, glielo strappano di mano
e scappano. Lo studente, superato lo shock iniziale, raggiunge la madre, alla quale racconta tutto prima di sporgere denunce in questura. Ancora dunque una rapina ai danni di studenti e ancora una volta protagonisti sono giovani, giovanissimi, incuranti di agire in zone di passaggio e soprattutto in pieno giorno. Allora, dottor Casteller, l'abbiamo raccontato tante volte, questo è l'ennesimo caso, c'è anche la sfacciataggine di agire ormai diciamo in pieno giorno. Le volevo chiedere prima di tutto un suo commento, ma tante volte lei c'ha già e ne ha parlato anche prima. Una cosa che volevo chiederle, lei per quanto ci può dire, insomma, nella sua attività lavorativa, ha mai avuto a che fare con questi ragazzi, non solo con le vittime ma anche con diciamo, gli aggressori, e nel caso cosa le dicono? Sì, allora ci sono sia gli aggrediti che gli aggressori. Diciamo che i fenomeni che io vedo, quindi vuol dire che non sono sul livello penale, perché altrimenti se sono penale hanno già il loro seguito in termini giuridici. Quello che io vedo sono delle forme di devianza dove per appartenere a un gruppo, per evidenziare un proprio ruolo all'interno del gruppo, si tende a ostentare una certa forza, una certa dinamicità. Quello che io vedo oggi molto di più è sono slegati dalla realtà, cioè hanno la sensazione di essere in un mondo parallelo, dove le regole non ci sono, dove nessuno gliele può far rispettare, dove loro hanno la totale autonomia di poter imporre con la forza, che può essere non necessariamente una forza fisica, ma può essere anche una forza verbale, psicologica, sull'altro la loro posizione. Partendo da che cosa? Dall'io, mai dal noi. Pongono sempre se stessi al centro della relazione. Un po' quello che succede nella rete poi alla fine. E questi sono fenomeni fortemente in crescita. Però in questo caso, se mi permette, qui c'è un problema legale. Qui non stiamo parlando del gruppetto che minaccia, che bullizza, che sono condizioni gravissime. Qui stiamo parlando di aver rubato. E allora, per fare un parallelo rispetto a Dante, se mi permettete, nei paesi che hanno richiesto l'esclusione di Dante dalla linea nostra educativa, il furto, per non parlare della rapina, viene penalizzato con elementi fisici, cioè elementi devastanti, e quindi io mi chiedo se ci troviamo di fronte a un perbenismo educativo protettivo, come abbiamo visto prima, ma poi nella società contemporanea, nella realtà, abbiamo un'applicazione di una legge che è legge italiana, che è quella che nel caso in cui si vedono questi fenomeni, si verificano gli accertamenti, si fanno le denunce, c'è la conseguenza di carattere penale, cioè c'è un flusso che è di paese occidentale come è l'Italia. In quei paesi, avendoli frequentati, vi assicuro che in presenza di un caso come questo la dinamica sarebbe completamente diversa. E quindi io penso che nel momento in cui c'è il penale abbia la necessità non tanto della rieducazione riabilitativa di carattere psicologico, che si può verificare successivamente all'atto penale, ma sia necessaria l'applicazione della legge. Io vedo molto positivo a livello nazionale l'ipotesi di diminuire le età per poter intervenire nei confronti dei soggetti anche minorenni, perché i fenomeni sono in crescita. Poi possiamo discutere di chi è la responsabilità, possiamo discutere che è l'assenza della famiglia, possiamo ritenere che la società troppo liquida non dà valori, possiamo ritenere dall'altro lato che i ragazzi non rispettino le regole, però indubbiamente una società, perché riesca a reggere in termini di relazione, è necessario che le regole vengano rispettate. Quindi noi non possiamo trovarci davanti un eccesso di zelo condiviso da parte di un docente che non fa studiare Dante, e dopodiché non possiamo applicare regole e norme italiane a dinamiche come queste. Quindi io ho la sensazione, perché cosa ci stiamo giocando? Ci stiamo giocando non tanto la credibilità di uno Stato o di una società, che comunque è una cosa molto importante, ma ci stiamo giocando i quarantenni fra 15 anni, cioè i ragazzi che oggi hanno 15-20 anni, fra 15 anni o 10 anni saranno
saranno nel sistema sociale e economico italiano, quindi in termini anche produttivi, in termini relazionali come persone. E se hanno sviluppato modelli, quindi costrutti primari nella loro mente, in cui non rispettano l'altro, è difficile che rispettino un datore di lavoro, è difficile che rispettino la proprietà privata, sarà molto molto difficile che rispettino anche le relazioni tra le persone. Quindi noi dobbiamo intervenire in quell'età. Fino ai 19-20 anni le neuroscienze ci insegnano che non ci sono i neuroni della ragione, quella della razionalità, a quell'età lì c'è un forte flusso emotivo, li possiamo ancora educare. Se passiamo oltre i 20 anni, la possibilità di modificare i modelli fondamentali della loro morale, dei costrutti primari, è molto più complessa. Quindi è oggi che noi dobbiamo intervenire educando, torno a dire, educando i giovani e magari lasciando che abbiano una materia in più, che abbiano più difficoltà nella formazione, ma che abbiano fondamentali i valori del bene e del male. Lo si vede il bene e il male, ognuno di noi. Se noi vediamo, ci sono giovani che oggi hanno chiaro il bene, sanno qual è il confine oltre al quale non devono andare. Ecco, quel confine la società ha la responsabilità, i genitori, di insegnarlo, non ci si può sottrarre. È anche un tema di mancanza di senso della responsabilità? Io direi che è un tema di mancanza di senso della vita e che passa attraverso il senso della responsabilità. Spesso questi giovani che io vedo in terapia è che non sono tanto annoiati come quelli di 10 anni fa, perché avevano un po' una condizione economica privilegiata rispetto ai genitori, ma non trovano senso nella propria esistenza e spesso si rifugiano in realtà nei social, perché lì riescono a controllare e hanno stimoli che nella realtà della vita non hanno. Bisogna che noi riusciamo a dare senso a questi ragazzi, perché sono qui, che cosa stanno facendo e soprattutto dove stanno andando, con un forte senso, e in questo lei ha ragione, di responsabilità da parte dei genitori. I genitori sono padri e madri. Non ne faccio una questione femminile, maschile, non è qui, è che la figura del padre e la figura della madre è fondamentale, perché ricordiamoci che se i figli vedono nei genitori amici o fratelli, quando cercano modelli forti non li cercano nei genitori, ma li cercano nella società contemporanea. E se mi permettete, il rischio è che chi vuole essere sano tenda a isolarsi, perché la domanda che ci si deve porre, se mi permette, è: se una società è deviata, il deviato chi è? È colui che è sano. Quindi perciò i nostri ragazzi delle volte si devono isolare, perché il resto del gruppo porterebbe a fare azioni negative. Quindi questa necessita di una grande forza. Chi si isola poi viene visto male dal gruppo, sì. C'è proprio un'inversione della situazione. E se mi permette, in adolescenza questo è fondamentale, perché l'adolescente rompe il cordone ombelicale con la famiglia, che era questa metafora, litigando con i propri genitori, trovando la propria dimensione nella società contemporanea, e questa è la dimensione del suo ruolo nella società. Dubitate sempre di un adolescente che non litiga con i propri genitori e che si rifugia nella propria camera da letto. Recentemente ho sentito parlare delle cadute dagli alberi. Non si sale sugli alberi perché se cadono i ragazzi potrebbero. Quando uno cade dall'albero, per quanto drammatico sia, c'è una fine, quindi a terra. Se uno cade nella rete dei social non c'è una fine, è un fondo perduto. Non c'è un punto, e noi abbiamo l'illusione che lasciando i nostri figli in quelle camere chiuse non rischino. In realtà rischiano molto di più di chi sale nell'albero. Allora, approfitto di lei ancora un attimo prima di andare in pubblicità per un'altra cosa che le volevo chiedere, perché insomma è sempre molto interessante sentire quello che dice, cambiando completamente argomento, ma in un certo senso, perché è vero che ci sono dei ragazzi che sono in grande difficoltà, i loro genitori sono in difficoltà, tutti noi siamo in difficoltà, presi dall'ansia di quello che ci accade intorno. In queste settimane, in questi giorni, vorremmo dire anche in questi mesi, ormai in questi anni, abbiamo per l'ennesima volta fatto i conti con situazioni di maltempo estreme che hanno portato ogni volta la gente a guardare il cielo con paura e a ogni annuncio di pioggia con il terrore che possa succedere qualcosa. Arriva la grandine, mi distrugge l'auto, perdo il raccolto, mi distrugge la casa è allagata. Sono ormai dei traumi consolidati quelli da maltempo, chiamiamoli così?
Sì, io sono intervenuto recentemente individuando una nuova fobia che è la meteofobia, che noi conosciamo e apparteneva ad alcuni paesi che non erano i paesi europei e tantomeno l'Italia, ma in sostanza è l'atavica condizione di non controllare l'incerto, quindi le difficoltà. E spesso negli anziani in modo particolare è in crescita esponenziale. Quali sono gli effetti collaterali? Si vede nei sintomi, è aumento del battito cardiaco, c'è una minore suzione, c'è una difficoltà principale per l'aritmia, alterazione sonoveglia e soprattutto una sensazione che quando non si riesce a controllare e capire che cosa sta succedendo, una maggiore sudorazione. Questi sono tutti sintomi che noi notiamo essere in crescita in quelle che vengono definite oggi le meteorofobie, che minacciano anche condizioni di stabilità economiche e sociali di queste persone. Immaginate gli allagamenti, i danni fisici che hanno avuto presso le proprie abitazioni, i propri beni e soprattutto creano un'incertezza sul futuro. Ho la sensazione però che anche con queste meteorofobie dovremmo un po' conviverci, perché stiamo notando un po' da molti anni come ci sia una crescita esponenziale delle temperature e quasi un clima equatoriale che è tipico di altri paesi che non è l'Italia. Gli anziani, ecco, tra le figure più minacciate ci sono gli anziani. Esiste poi anche un altro fenomeno di rimbalzo, come viene definito in termini clinici, che è chi il tempo brutto, quindi il non bel tempo, ne fa una condizione di sicurezza, ne fa una condizione di piacevolezza. C'è chi non apprezza solo il sole, ma apprezza anche quei momenti di... la mente umana reagisce in modo diverso. Ovviamente nel momento in cui siamo minacciati all'interno delle nostre abitazioni con fenomeni di quella portata, sentiamo minaccia per noi ma anche per i familiari che fanno parte delle famiglie. È complicato, ma visto che ha l'obiettivo della telecamera, riesce a dare un consiglio a chi magari in queste settimane, in questi mesi, magari guarda ad agosto, perché agosto o a luglio i temporali estivi, improvvisi, le bombe d'acqua eccetera, come si può fare per cercare di limitare quest'ansia? Beh, allora, l'ansia nel momento in cui arriva nell'essere umano, arriva nell'ipotalamo, quindi c'è un rapporto all'interno dell'encefalo ipotalamo, quindi è molto emotiva, vado senza terminologia tecnica, clinica, è molto emotiva. Per compensare l'ansia c'è una sola strada, o farmacologicamente, ma non è il nostro caso, perché altrimenti è esponenziale, non mi sembra che davanti alla meteorofobia dobbiamo arrivare subito ai farmaci, quindi solo in condizioni gravi, oppure compensandola con la ragione, con la razionalità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo condizioni ad esempio meteo che ci aspettiamo avverse, è pensabile che nella macchina noi dobbiamo avere le coperture assicurative, se mi permette, più razionali possibili per poter evitare i costi. Dobbiamo monitorare quelli che sono gli indici di rischio, ad esempio nelle abitazioni, negli scantinati, in tutti quegli elementi lì. Quindi dobbiamo interporre alla questione d'ansia degli elementi oggettivi, razionali, sui quali noi rapportarci. Quindi una sorta di perimetro di difesa razionale che noi tracciamo attorno a noi. Poi, e concludo sulla riflessione, l'uomo è incognita nella società e ancor di più nella natura e quindi storicamente ha sempre avuto un rapporto con il tempo, quindi non solo meteoropatico, del quale non può controllare, quindi dobbiamo anche farcene in qualche modo una ragione. Devo dire che in Veneto, almeno quello che si è visto, è una macchina della protezione civile invidiabile, inimmaginabile, basta aver visto i vostri servizi, direttore, è stata una cosa, e questo l'elemento vostro informativo, ma soprattutto l'elemento della protezione civile nel fare, alimenta quella parte di razionalità che serve all'essere umano per contenere l'emotività e l'ansia, cioè ci si sente più sicuri. Se questo non ci fosse, se non ci fosse l'informazione, se non ci fosse poi l'intervento anche della protezione civile, ognuno di noi si troverebbe come quella maestra, quella professoressa davanti l'incognita di Dante a dover prendere una propria decisione. E sa, non è sempre facile prendere decisioni da soli. Grazie davvero allora al professor dottor Mirko Casteller perché ci ha dato queste coordinate. Grazie. Avete sentito, insomma, la razionalità è l'unico sistema per combattere anche queste situazioni, quindi la prossima volta che dovesse esserci
una situazione di maltempo utilizzate la nazionalità. Poi ovviamente non si può controllare tutto e non è pensabile, ma lo ha detto bene il dottor Casteller. Poi noi abbiamo dimostrato, insomma, anche con i nostri servizi quanto poi ci si rimbocca le mani, soprattutto qui in Veneto. Sì. Ricordo quelle frasi, credo nel Vicentino, un'azienda devastata, con le frasi di chi stava lavorando nel fango per la propria azienda che diceva: siamo veneti, ci risolleviamo. Quindi c'è anche questo elemento che aiuta. Culturale. Grazie. Culturale, certo, che ci aiuta tantissimo. Grazie al dottor Casteller. Pubblicità e poi gli ultimi minuti della nostra prima edizione. Non si fermano gli attacchi dei lupi in altopiano, predatori ancora in azione a Rozzo, nello stesso punto dove qualche giorno fa uccisero 4 pecore che si trovavano all'interno di un recinto con una rete alta 1,80 m a ridosso dell'abitazione di Fiorenzo Costa. In quell'occasione ne era rimasta solo una, proprio quella dilaniata la scorsa notte dal branco. Costa è affranto, si sente abbandonato, lui come tutte le persone che hanno bestie in montagna e si trovano impotenti di fronte alle predazioni continue ed estenuanti. Siamo gente di montagna e purtroppo siamo comandati da gente di pianura che la nostra realtà non la conosce e non la capisce, e quello è ancora peso. Dal suo canto il sindaco di Rozzo lancia ancora una volta un appello per un'azione urgente. Quello che era un allarme ormai è diventato un vero e proprio pericolo. Attenzione, stiamo caricando le malghe in montagna, comincia la monticazione, migliaia di animali saranno trasferiti nelle malghe. Il problema che c'era fino ad oggi sarà ancora più grosso nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, e quindi noi chiediamo con forza che il territorio sia difeso e che si possa finalmente trovare una soluzione a questi attacchi dei lupi che ormai vengono all'interno dei garage delle nostre abitazioni. Siamo tornati in diretta con l'ennesima predazione dei lupi, adesso invece andiamo a Padova. La Corte Costituzionale vuole farsi conoscere tra i giovani e così il giudice Luca Antonini ha fatto tappa a Padova, dove ha dialogato con gli studenti del liceo classico Tito Livio e noi l'abbiamo incontrato. Il viaggio della Corte Costituzionale nelle scuole è arrivato a Padova. Il giudice Luca Antonini, che fa parte della Corte dal 2018 e che insegna all'Università di Treviso, ha dialogato con gli studenti del liceo classico Tito Livio. Un viaggio iniziato l'ottobre scorso da Roma e che poi ha toccato Puglia, Lombardia, Emilia, Sicilia e ora Padova, dove il tema è quello dell'importanza delle donne nella Costituzione. Io vengo qui in questo liceo dove si è diplomata Giulia Cecchettin e il titolo è Il valore della donna. Il valore della donna è stato affermato grazie alle sentenze della Corte Costituzionale, che piano piano hanno rivalutato questo ruolo. Pensi che nel 1960 una donna non poteva fare il prefetto. Lo scopo di questi incontri è quello di mantenere viva e accrescere la consapevolezza delle funzioni che la Corte esercita a garanzia dei principi e delle libertà fondamentali e per far conoscere i diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione. La Corte Costituzionale, far capire ai giovani la Corte Costituzionale cos'è, vuol dire far capire cos'è la democrazia, cioè che differenza c'è fra la nostra Repubblica e un'autocrazia come può essere quella russa. Cioè la differenza non è solo le elezioni, perché anche di là ci sono elezioni. Il problema è che qui c'è una Corte Costituzionale che quando il potere diventa arrogante lo può bloccare, no? E noi dichiariamo incostituzionali le leggi e quindi facciamo capire che non c'è nessun potere assoluto. Un viaggio importante, sottolinea il professor Antonini, perché a volte anche gli adulti non conoscono bene quest'organo dello Stato. Purtroppo è poco conosciuta la Corte Costituzionale, talvolta anche fra i grandi si fa confusione fra la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, ad esempio, e non si capisce questo ruolo che è fondamentale. Parliamo di economia ma anche di scienza, l'intelligenza artificiale a disposizione delle imprese. Si chiama Aurora ed è la nuova assistente virtuale della Camera di Commercio a Treviso, attiva 7 giorni su 7 a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tu puoi porre dei quesiti e l'intelligenza artificiale ti dà quelle risposte che tu hai bisogno. Se non le trova in quelli proposte già predefinite, ti indica dove andarle a trovare. Si chiama Aurora, utilizza l'intelligenza artificiale ed è la nuova assistente virtuale della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Un nuovo servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che offre assistenza e fornisce risposte e soluzioni per ogni necessità o curiosità attinenti alle attività svolte dall'ente.
Le imprese devono essere pronte, soprattutto le nostre imprese che hanno una forte vocazione all'esportazione, imprese che sono molto dinamiche, e quindi se c'è questo strumento già operativo in altre 5 Camere, noi siamo tra le prime in Italia, lo si deve proprio alla richiesta che il mondo dell'economia dà, e soprattutto il sistema camerale che, come dicevo, deve stare al pari passo con l'intelligenza artificiale, strumento per la crescita, per lo sviluppo delle nostre imprese. Però dietro c'è sempre l'uomo che la guida. L'assistente virtuale non toglierà posti di lavoro a nessun funzionario. Sarà possibile parlare o chattare con Aurora da ogni dispositivo a voce o con la tastiera per avere risposte utili alle richieste più varie, dagli orari di apertura ai bandi attivi, dalle iniziative alla formazione, dagli adempimenti relativi al registro imprese fino alla transizione digitale ed ecologica. A Padova adesso, lo ricorderete, c'erano state nelle scorse settimane alcune polemiche sulla statua dell'Alpino con in mano il fucile. Bene, chiuse le polemiche, ieri alla presenza delle autorità e di più di 300 penne nere è stata scoperta la statua dell'Alpino al Parco Tito Livio di Padova. Sotto una pioggia battente è stata svelata la statua dell'Alpino realizzata dallo scultore Ettore Greco e voluta dal Comune di Padova e dalla sezione ANA cittadina. Posizionata al Parco Tito Livio, era stata al centro di numerose polemiche legate soprattutto alla presenza del fucile, una discussione però che sembra passata. Finalmente la statua è al suo posto con tutto il suo significato vero, che secondo me veramente farà capire a tutti che Padova è una città di pace e che l'Associazione Nazionale Alpini è un'associazione di pace, anche se è un'associazione fatta da componenti che hanno fatto i militari e che hanno fatto gli alpini, ma proprio per quello, perché hanno conosciuto, per fortuna non la guerra, però hanno conosciuto cosa vogliono dire le armi, ecco, le armi non le vogliono. Questa statua è un alpino che alla fine della guerra, quindi naturalmente nella guerra le armi ci sono, però sono armi che sono appoggiate, che sono deposte nella speranza di non usarle mai più. Nonostante la pioggia, più di 300 le penne nere dopo un breve sfilamento che hanno voluto presenziare ad un'inaugurazione tanto attesa. È stato emozionante invece vedere tutti questi alpini sotto la pioggia, imperterriti, cioè è stato bello, è stato solenne, cioè dico adesso a parte gli scherzi è stata una cosa abbastanza solenne quest'acqua, perché insomma c'era questo corpo degli alpini che ha dimostrato comunque cosa fa in genere, subire ogni possibile intemperie. Seppur in pianura, Padova sente forte l'alpinità. Proprio per questo il primo cittadino, Sergio Giordani, ha annunciato che ha proposto ai vertici locali dell'Associazione Nazionale Alpini di ospitare la Dunata del 2028. Io spero che nel 2028 vengano qua tutti quanti gli invitati che vengono a fare la Duna a Padova, spero, dipende da loro. Noi ospiteremo ben volentieri, anche se non ci sarò perché è finito il mio mandato. Questa statua è veramente bella, complimenti all'autore perché è una statua che vale la pena di vedere di vicino. Adesso andiamo a teatro con gli alunni della scuola primaria di Campese e il loro circo. Questo è il circo, qui costruiamo la gioia. La magia del palcoscenico è il nostro mondo, il nostro megafono con cui urlare. Noi esistiamo, alti, bassi, belli o brutti, non importa, perché questi siamo noi. Ed essere veramente noi stessi è il più grande spettacolo che ci possa mai essere. Hanno portato in scena la magia del circo gli alunni della scuola primaria di Campese con lo spettacolo teatrale dal titolo Artigiani della Gioia, una rappresentazione ideata e scritta dalla classe quinta. Il circo come metafora di quello che ogni bambino può portare nel mondo, di tutte le individualità, per cui i difetti, i pregi, l'accettazione e il creare insieme qualcosa di bello e qualcosa che porti gioia. Uno spettacolo che ha visto la partecipazione anche dei bambini delle altre classi della scuola, protagonisti di animazioni e coreografie.
Ma con le nostre telecamere abbiamo sbirciato anche dietro le quinte. È grande il fermento prima dello spettacolo. Gli abiti sono pronti, trucco e pettinature sono curati dagli studenti dell'ente di formazione Irigem. Nasi rossi, guance colorate, occhi raggianti e finalmente arriva il momento di salire sul palcoscenico. L'obiettivo è proprio quello di portare il sorriso e la gioia anche a chi guarda lo spettacolo. E ci sono riusciti appieno i bambini di Campese, per loro un grande successo. Questi bravissimi attori hanno saputo strappare al pubblico tantissimi sorrisi. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera alle 19:30 il telegiornale di Treviso, una notizia che invece riguarda la programmazione di domani. Domani è prevista la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Venezia per la consegna del premio Ugo La Malfa al Teatro Goldoni. Antena 3 sarà in diretta dalle 11, quindi anticiperemo la nostra prima edizione dalle 12 alle 11 per seguire l'arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Venezia. Vi chiudo con un aggiornamento che riguarda invece le notizie dal mondo. Si preannuncia un'altra giornata difficile sul fronte medio orientale, guerra Israele-Hamas, 8 missili lanciati da Rafah verso Israele e l'ala armata di Hamas che dice c'è un grande attacco missilistico in corso su Tel Aviv. Queste purtroppo le notizie che arrivano dal Medio Oriente in questi minuti. Vi lascio al film Il Federale 1961, un classico della commedia italiana con di Luciano Salce e con il grande Ugo Tognazzi. Arrivederci.